Prenderà il via domani la sesta edizione di Maman, il programma per bambini marilenghe, coprodotto da Arlef e Telefriuli. Alla guida Daria Miani debutta il nuovo cartone animato che porta il friulano al Polo Nord. Inizierà domani la sesta stagione di Maman, la trasmissione in marilenghe per bambini coprodotta da Arlef e da Telefriuli. Sta per cominciare su Telefriuli la sesta edizione di Maman, che tanto successo ha ottenuto sulla nostra emittente e tra il pubblico. Presidente Cisilino, una nuova avventura. Assolutamente sì, siamo molto contenti di iniziare questa grande avventura, la sesta appunto, con un cast di eccezione che ci porterà appunto in questo grande viaggio che comprende anche un nuovo cartone animato che si chiama Orazio e l'Inuit, che accompagnerà appunto tutte le puntate, sarà una scoperta per tutti i nostri bambini. Le trasmissioni si possono anche rivedere su YouTube, sul nostro canale, ma quello che è importante è seguire la diretta, perché la diretta appunto dà queste caratteristiche di novità che senz'altro insomma sono apprezzate e vengono apprezzate sempre di più dal nostro pubblico giovane. Ogni edizione si caratterizza con un proprio cartone animato. Quest'anno è stata scelta una serie catalana e la versione in marilenghe è stata curata da Rita Maffei. Che esperienza è stata occuparsi di questo progetto? È stata un'esperienza nuova per me, perché per quanto riguarda i cartoni animati, molti anni fa mi sono occupata come attrice del doppiaggio di Berti Loof. Berto Loof era la versione in friulano di Lupo Alberto e per la prima volta dirigo un doppiaggio di cartone animato. Orassi è un personaggio divertentissimo, l'ambientazione nel Polo Nord, nel mondo degli Inuit, è davvero curiosa e divertente e abbiamo creato un gruppo, un'equipe di lavoro davvero straordinaria, sia per quanto riguarda il gruppo di attori che hanno fatto il doppiaggio, sia per chi stava dietro le quinte.